Sospesi dal lavoro. Sono a casa da oggi, mercoledì 21 luglio, i primi 34 operatori sanitari Novax dell'Uslotto Berica. La sospensione era già nell'aria da sabato, ma è diventata effettiva solo ora. A darne comunicazione è la stessa direzione generale dell'azienda sanitaria, che precisa che la sospensione dall'attività operativa è dovuta in quanto non hanno fornito adeguate giustificazioni alla mancata vaccinazione anti-Covid. Si tratta di 34 operatori appartenenti a varie categorie e servizi dell'azienda, intesi quali medici, infermieri, ma anche OS, tecnici dei laboratori dei distretti sanitari dell'azienda sanitaria pubblica. Parliamo quindi non solo di operatori di Vicenza, ma anche delle altre strutture vicentini presenti sul territorio dell'Uslotto. Il provvedimento, precisa l'azienda in un comunicato, non avrà conseguenze dirette sui servizi erogati ai cittadini, seppur necessariamente ciò abbia comunque comportato una riorganizzazione e ridistribuzione interna di altre risorse di personale. Qualora i sanitari sospesi presentassero il certificato vaccinale, sarà attivata immediatamente la procedura di revoca del provvedimento. Rimangono intanto al vaglio ancora oltre un centinaio di posizioni per le quali la commissione tecnico-scientifica dell'azienda sta valutando le motivazioni di incompatibilità con la vaccinazione o altra documentazione, mentre ne resterebbero ancora una settantina da prendere in esame. Sul piede di guerra le organizzazioni sindacali alla notizia della sospensione.